Bentrovati, buona giornata e buon lunedì, una nuova settimana che andiamo ad aprire naturalmente con la nostra pagina dedicata al mondo dello sport attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. Troverete in modalità on demand tutti i nostri servizi, le nostre interviste e i nostri reportage, mentre chi ci guarda attraverso il digitale terrestre sceglie il canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV24 risponde appunto al canale 95 per l'emittente appunto del Nord Italia. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie di questo weekend che abbiamo trascorso sui campi appositamente per voi. Andiamo ai mondiali di atletica leggera a Doha, dove l'Italia chiude un po' mestamente al 31esimo posto finale nel medagliere con una medaglia unica nel bronzo. Il mondiale di rugby invece in Giappone per l'Italia, dopo la sconfitta con Sudafrica, è fatto anche di squalifiche purtroppo. Dopo Lovotti, fermato anche Quaglio, li vedete i due impegnati in questo fallo, c'è un po' da sorridere, ma non c'è tanto da sorridere perché nel rugby quando si dice vabbè è permesso tutto, no, questo per esempio non è permesso assolutamente. Entrambi, Lovotti e Quaglio, rimarranno fuori per 3 settimane, i due salteranno così la partita contro gli All Blacks di sabato 12 ottobre. Coppa del mondo di volley maschile in Giappone, l'Italia vince contro la Tunisia ma perde contro i campioni del mondo della Polonia. Ora prossimo incontro mercoledì contro l'Egitto. Nella MotoGP in Thailandia per la 15ª tappa del mondiale Marquez ha vinto piegando Quartararo e Vinales, vince il suo 8º mondiale. Complimenti a Marquez, Valentino Rossi si classifica nella gara all'8º posto. Nel basket maschile invece ci sono Sassari e vedete il suo tecnico Pozzecco e Virtus Bologna al comando a punteggio pieno. Proprio la Virtus Bologna ha battuto la Umana Reyer Venezia per 75-70. Milano ha vinto 88-78, 7-8 contro Trieste, mentre Treviso, la De Longhi, centra la prima vittoria per 87-72 contro Cremona. Poi seguiremo e sentiremo Max Menetti. Nel basket iniziato anche il campionato di Serie A1 femminile, come consuetudine ormai da un paio d'anni a questa parte, inizio nel weekend con 7 gare nello stesso campo a Chianciano. Le venete sono Umana Venezia che ha vinto 81-64 contro Torino, le tricolori dello Schio che hanno vinto 73-57 contro Empoli ed il San Martino di Lupari che ha sconfitto Battipaglia per 71-59. Extra campionato adesso la Supercoppa che si disputerà sabato e domenica prossimi con Schio Ragusa, Venezia e Geas Milano. Parliamo di calcio, parliamo del derby d'Italia che si è concluso adesso dopo la vittoria della Juventus, sono partiti gli sfottò, ma finché si resta negli sfottò giusti, belli, è anche bello il tifo così. Inter-Juve ha visto la vittoria meritata dei bianconeri per 2-1. Gli altri risultati: Roma-Cagliari 1-1, Atalanta-Lecce 3-1, Bologna-Lazio 2-2 con Mihajlovic ancora in panchina. Fiorentina batte Udinese 1-0, a Genova Milan batte Genoa 2-1 con Giampaolo tenuto in vita per così dire tra virgolette dai suoi giocatori, anche se la situazione per Giampaolo sembra rabbuiarsi ora dopo ora anche in questa giornata, staremo a vedere. Verona-Sampdoria 2-0 per il Verona, la Spal batte il Parma per 1-0, Torino-Napoli pareggio 0-0, mentre con la vittoria appunto di ieri sera della Juventus sull'Inter, la Juve torna in vetta alla classifica con 19 punti, l'Inter la segue a 18, l'Atalanta a 16 punti. Andiamo in Serie B dove le Venete hanno registrato questi risultati: Cosenza-Venezia è terminata 1-1, a Livorno Chievo-Verona batte Livorno 4-3, a Udine la Dacia Arena Pordenone batte Empoli 2-0, a Cremona passa il Cittadella di Venturato per 2-0. La Serie B femminile con la Permac Vittorio Veneto attende di riprendere il campionato, lo farà il 27 ottobre contro Perugia al Barison di Vittorio Veneto.
La Serie C, nel girone B troviamo questi risultati per quanto riguarda le Venete: Padova batte Arzignano 2-0, Rimini Virtus Vecomp Verona 2-1 per il Virtus Vecomp Verona, la Triestina si ferma, il Nereo Rocco perde in casa dal Ravenna per 1-0, mentre l'Anerossi Vicenza Cesena si gioca questa sera con inizio fissato alle 20:45. In Serie D, nel girone C, ancora sconfitta il Montebelluna che perde a Mestre per 3-0. E allora andiamo a sentire il tecnico mestrino su questa gara. Allora, beh, ci vuole, ci vuole. Il messaggio è arrivato in settimana, ma comunque anche tu avevi detto aggiusteremo le cose e lei è aggiustate in effetti. Beh, aggiustate non tanto il primo tempo, perché penso che abbiamo fatto il primo tempo più brutto di quest'anno, la mettiamo così, peggio anche di Cartigliano, tanta paura dopo magari i giovani hanno un po' accusato e niente, nel secondo tempo gli ho detto ragazzi, no, peggio di così non si può fare, o andiamo in campo senza paura, anche se sbagliate a me non me ne frega niente di chi fischia o di chi non gli piace, si va avanti per questa strada qua. Poi siamo stati fortunati anche a trovare il gol, però penso che anche il primo tempo Rosteghin non ha fatto forse qualche una, due, il secondo tempo una su un tiro da fuori e noi oggi con 3-4 palle gol abbiamo fatto 3 gol, quindi come dicevo le altre partite prima o poi girerà che magari non crei tantissimo e la butti dentro alla prima occasione, quindi oggi è andata così, un plauso a tutti i ragazzi che hanno fatto una partita, un secondo tempo straordinario e niente. Quindi secondo te è proprio stato l'essersi sbloccati psicologicamente che ha giocato la differenza? Ma abbiamo visto dopo subito il primo gol, è bastato un gol e ha riacceso tutti quanti e lì poi l'entusiasmo e il risultato ti porta a fare altre cose e vuol dire che la testa in un minuto cambia da essere in buca, diciamo, a essere che puoi permetterti di tutto. Ecco, questa è la differenza che bisogna fargli capire ai ragazzi, che bisogna sempre stare sul pezzo e andare avanti su questa strada. Buono l'esordio di Fido in difesa? Sì, beh, Leo sì, è un destro, l'avevo messo a sinistra il primo tempo, era un pochino in difficoltà, poi era anche la prima partita di campionato a parte Coppa Italia, quindi penso che abbia fatto bene, non ha ancora i 90 minuti sulle gambe, però poi penso che dopo abbiamo fatto bene tutti quanti. Immagini fornite dalla società che ringraziamo e Gianpietro Zecchin appunto felice con il 3-0 rifilato al Montebelluna, che felice non è. Vediamo gli altri risultati. L'Adriese continua a perdere, perde in casa 2-1 contro il Charlins Musane, il Belluno pareggia contro l'Union Clodense per 2-2, il Caldiero pareggia 1-1 con l'Este, il Campodarsego pareggio a reti inviolate 0-0 con l'Ambrosiana, poi c'è un altro pareggio, Chions Delta Porto Tolle 2-2, vince invece il Legnago per 2-1 contro il Tamai, la Luparense vince 4-1 con il Vigasio e il Villafranca batte il Feltre 4-1, in testa Cartigliano a 16 punti, insegue Luparense a 15, Montebelluna purtroppo terzultima in classifica. In campionato di eccellenza che seguiamo più da vicino, Istrana batte Eclisse 1-0, Spinea Portogruaro è finita 7-2 per il Portogruaro, Liventina Union Pro 3-2, Montello Calvinoale 1-2, ha vinto il Calvinoale in casa del Montello, poi abbiamo la vittoria in esterna del San Donà di Piave a Martellago per 2-0 e l'Union QDP che cede 3-2 all'Ia Piave che lascia l'ultimo posto in classifica. San Giorgio Sedico, Porto Mansuè, vittoria di Gnago, eccolo qua, vittoria del Porto Mansuè di Gnago che continua a segnare, settimo gol per lui, 2-1 il risultato finale. A Vittorio Veneto passa di misura la Robeganese 1-0 contro il Vittorio di Zoppas. In testa Porto Mansuè a 15 punti, inseguono Portogruaro e San Donà a 13, campionato più che mai aperto. In promozione invece c'è da segnalare ancora la sconfitta del Treviso Academy sul campo del Fontanelle per 1-0 e qui adesso forse bisognerà prendere qualche provvedimento. Se si dava per scontato l'essere saldo in panchina di Checo Feltrin, beh, a questo punto se si vuole dare una scossa, purtroppo è brutto da dire perché
che non si possono mandare via 11 giocatori e quindi forse l'unica scossa che si può dare all'ambiente, servirà o non servirà, potrebbe essere quello del cambio di allenatore, ma attenzione perché poi sulla piazza non è che ci sia il massimo in giro. Opitergina vede Lago 1-1 con l'Opitergina che continua a rimanere in testa alla classifica anche se cede un punticino, Opitergina a 13 in classifica, Conegliano batte Vazzola invece 3-1 con un Catelan in splendida forma. La TVB De Longhi, adesso siamo nell'angolo dedicato al basket, ha vinto come dicevamo in precedenza e allora sentiamo il tecnico Max Menetti al termine della gara. Una vittoria scontata, è una vittoria molto importante per la storia del club e quindi è giusto anche in qualche modo dargli importanza. È una vittoria molto importante per noi perché ci sblocchiamo finalmente muovendo la classifica contro una diretta concorrente e facendo anche una buona gestione soprattutto negli ultimi 2 minuti, e questo, detto sinceramente, è la cosa che mi è piaciuta di più perché vuol dire che è una squadra che ha in testa i giusti obiettivi e ha la giusta mentalità. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto a livello difensivo, è vero che anche all'interno della partita abbiamo dimostrato allo stesso tempo anche di avere tanti margini di miglioramento su tutte le fasi del gioco, ma oggi era importante vincere, era importante anche trovare soddisfazione dal lavoro che stiamo facendo, perché al di là di tutti quelli che sono così le considerazioni che facciamo su questo gruppo, è un gruppo che sta lavorando. Ecco. Avremo modo di parlare, di sentire ancora Max Menetti anche nei prossimi giorni, intanto la soddisfazione di questa prima vittoria nel campionato di A1. In Serie A2 femminile il Ponzano ha vinto fuori casa a Vicenza 78-78 a 72-72, buona la prestazione di Ponzano, ottima la prestazione anche della Rucker Sanve a Monfalcone che vince la sua seconda gara consecutiva per 74-74 a 68-68 con una stupenda rimonta. Parliamo di volley perché si avvicina l'inizio del campionato, alla Pala Verde si attacca sabato 12 ottobre contro il Saugella di Monza per quanto riguarda l'Imoco di Santarelli e allora c'è stato l'ultimo impegno prima del via del campionato in quel di Gubbio dove c'è stata la presentazione anche del libro di Miriam Silla contro Firenze, Scandicci e Perugia. In finale contro Scandicci dopo aver battuto il Firenze e il Bisonte le coneglianesi hanno vinto per 3-2 nonostante un leggero appannamento nel terzo e quarto set. Insomma, un utile allenamento in vista del campionato, come ha sottolineato anche lo stesso Daniele Santarelli. Eccolo. È stato un bel weekend, 2 partite importanti, 2 test importanti per noi. Oggi è stato, secondo me, l'ennesima dimostrazione che questa squadra sta crescendo. Abbiamo giocato 2 ottimi set e mezzo. Un quarto set forse con qualche disattenzione, ma sono contento che abbiamo giocato un tie break, per noi era importante mettere benzina nelle gambe e soprattutto affrontare una squadra forte come quella di Scandicci. Una bella reazione dopo 2 set consecutivi persi, per noi era un allenamento importante e credo che ne siamo usciti alla grande. E allora questo Imoco, questo Santarelli, adesso il Pro 14, la rugby. Non è andata bene invece la trasferta a Galway del Benetton che le ha buscate contro Connacht 41-5. È stata una sconfitta dolorosa e la settimana di allenamenti sarà incentrata a migliorare le cose, non riuscite perfettamente a Galway. Intanto sabato prossimo ancora trasferta, questa volta in Galles per affrontare gli Ospreys. Andiamo a chiudere con la Family scusatemi, c'è ancora rugby perché è iniziato anche il campionato di Serie A femminile, non possiamo non ricordarlo, con l'arredissima Villorba vincente 81-7 a Ferrara senza grossi problemi, mentre le Red Panthers Benetton Treviso sono state travolte 91-0 dalla Valsugana Padova. Chiudiamo, vi dicevo, con la Family Run di Chioggia che ha visto la presenza di ben 3.400 partecipanti. Il nostro servizio. Sì, sicuramente Chioggia risponde benissimo alla Family Run. L'anno scorso c'è stata la prima edizione sperimentale che già hanno partecipato numerosissime scuole. Quest'anno stanno aumentando anche i numeri, quindi è di buon auspicio sia per il messaggio che vuole lanciare la Family Run, cioè quello di solidarietà e quello anche dello sport. Possiamo dire che nel corso degli anni l'organizzazione della Venice Marathon abbia portato
veramente nel tessuto sociale una cultura sportiva che forse prima non c'era. Beh, il messaggio che volevamo dare fin dall'inizio, perché Venice Marathon è nata con un duplice spirito, sia quello turistico per gli atleti che venivano da fuori, dall'estero, che venivano a Venezia per la prima volta, ma sia soprattutto il messaggio sportivo. Quando abbiamo iniziato poi a fare le Family Run, volevamo ampliare questo messaggio soprattutto ai ragazzi delle scuole. C'è stata una risposta positiva, incredibile da parte di tutte le persone, oltre 3.000 i partecipanti, lo sport unisce davvero tutti. Poi ci sono delle nobili iniziative a corollario anche per questa manifestazione che davvero non si poteva mancare. La vedo con la maglietta ufficiale, quindi immagino che anche lei parteciperà. Certo, darò anch'io il mio contributo, inizierò e cercherò nel limite delle mie possibilità, perché ho la piccolina, di finire anche tutto il circuito. Se ci siamo detti sorpresi lo scorso anno con le prime 2200 presenze, quest'anno non possiamo che essere felici di aver superato le 3000, abbondantemente superato le 3000 persone. Che dire, è una giornata di sole, abbiamo bimbi, abbiamo insegnanti, abbiamo genitori. Cosa si può volere di più da questa Family Run? Quindi davvero una bellissima mattinata. Devo dire che abbiamo visto sulle espressioni di ognuno tanti sorrisi. Sì, diciamo che la Family Run è anche un momento di condivisione che forse in questi magari momenti un po' manca, quindi creare quell'occasione perché le famiglie stiano assieme agli insegnanti, questo è proprio l'obiettivo della Family Run. Che belle immagini queste della Family Run, e allora noi chiudiamo qui il nostro appuntamento, il primo della settimana, e allora a domani, buona serata.